La mia vocazione è nata da quando ero bambino, no? Avevo ancora 7 anni, perché io vengo da una famiglia di 8 figli, quindi sono l'unico che ho scelto questa via. Certo, da 7 anni sentivo già questo bisogno, questo desiderio di diventare prete. Una vocazione arrivata da bambino, quella di Don Oscar Kasongo, il primo parroco africano alla guida di una parrocchia della diocesi di Padova. L'incarico è stato affidato dal vescovo Monsignor Claudio Cipolla. Don Oscar, dopo gli studi in Congo, ha frequentato la facoltà di teologia a Roma, poi l'ordinazione a sacerdote nel suo paese natale. Mi sentivo anche dentro di me non solo essere prete, ma un prete che si dedica pure anche al servizio della carità, molto di più alle persone più bisognose, nel senso. E poi ho trovato questa congregazione dei servi della carità che mi ha accolto e mi ha dato la possibilità di andare avanti e poi di diventare prete in questa bellissima congregazione. Oscar, ormai è un'abitudine ormai. È bravo Don Oscar. È bravissimo, veramente bravo. Siamo fortunati. Ora nel quartiere di Brusegana, dove è stato accolto con affetto dai parrocchiani, ma il tema dell'accoglienza dei migranti è molto caro a Don Oscar. Sono stato accolto bene, questa è una verità, quindi lo dico pure perché devo ringraziare questo popolo, magari anche questa porzione della diocesi di Padova, magari di questa città di Padova, per questa accoglienza. È vero che magari non è la stessa situazione che sta vivendo magari qualcun altro che magari viene dall'Africa, quindi io penso che tutti abbiamo una responsabilità in questo processo magari di accoglienza e di migrazione, come anche i media hanno anche una grande parte di responsabilità di come fare presentare magari l'Europa, presentare magari anche l'Italia in questo caso qua, perché il rischio è quello che si presenta come l'Italia è un paese dove non ci sono problemi, ogni paese ha i suoi problemi. Don Oscar vive con impegno e responsabilità l'incarico affidatogli dal vescovo, il suo percorso, lo specchio di questi tempi e la sua storia potrebbe essere la prima di molte in futuro. Ora per lui manca solo la cittadinanza. Per me sarebbe anche una bella cosa, ma comunque non è tanto la cosa più principale che mi disturba. Anzi, per me l'importante è di essere quello che sono, no? Nel senso portare avanti questo impegno da pastore.